Negli ultimi 10 anni non era mai successo che 38.000 padovani lasciassero il posto di lavoro e invece, analizzando i dati forniti per il 2021 da Veneto Lavoro, emerge proprio che tra tutti i posti persi, circa 1 su 3 è stato lasciato volontariamente da chi ha deciso di licenziarsi e la maggior parte erano per di più dipendenti a tempo indeterminato, quindi con il cosiddetto posto fisso. Sono per la stragrande maggioranza persone che vanno dai 18-19 anni ai 49 anni. È la fascia di età dove, ormai questo vale per i quarantenni, in questi anni la caratterizzazione del lavoro è stata proprio, come dire, non prevalentemente, massicciamente precaria e quindi in una condizione chiaramente di instabilità e di incertezza. Sono lavoratori che vengono soprattutto da commercio, ristorazione, servizi all'impresa, logistica e trasporti. Sono tutti settori dove le paghe sono più basse, le condizioni sono anche queste di incertezza e stabilità lavorativa, lo vediamo, si fa fatica a trovare perfino camerieri nell'ambito della ristorazione. La sanità è l'ambito più colpito in questi 2 anni di pandemia e così le dimissioni sono a catena. Ad esempio, chi è passato dal pubblico al privato, da carichi pesanti e stipendi più bassi, come le case di riposo. Il dato che invece fa riflettere molto è che molti sono andati via dalla sanità pubblica perché tra carichi di lavoro chiaramente, retribuzioni che anche lì in qualche modo fanno fatica, anche il contratto della sanità è un contratto che è fermo da diversi anni, porta questo personale ad andare via. In alcuni casi fanno una scelta tra virgolette legata al privato. La richiesta è chiara, la politica nazionale deve fare scelte diverse. Così non va bene, occorre agire e andare in controtendenza. I segnali sono forti, crescono le disuguaglianze, la povertà, l'inflazione che impedisce agli stipendi di rimanere al passo. Il sindacato è preoccupato, bisogna agire subito per evitare che esploda il disagio sociale.